Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Udinesismi, puntata ricca di ospiti che andiamo subito a presentare, partendo dal mister Adriano Fedele. Un bel ritorno per lui qua con noi. Buonasera a tutti. Un grazie di essere con noi anche ad Andrea Carnevale. Grazie, buonasera a tutti. E un grazie ad Andrea Ioime. Grazie. Dunque, partiamo subito dall'attualità stretta che dice dell'Udinese che ha pareggiato 0-0 contro una ottima Inter, però non sottovalutiamo neanche la prestazione dell'Udinese, forse un pochino inferiore rispetto ad altre partite che ha mostrato quest'anno la squadra di Marino, però pur sempre una prestazione di tutto spessore. E comunque rimane la soddisfazione anche di essere l'unica squadra in Italia a non aver mai perso ancora con l'Inter di Mancini. Mister Adriano Fedele, lei ha visto la partita? Un commento? Parte. Ma il commento io magari la prenderei un po' più alla larga, nel senso dalla partita di ieri, dalla partita con il Milan, forse l'Udinese è uscita un po' ridimensionata, ci si aspettava, almeno da parte mia, forse qualcosa di più, invece in queste due partite si è scontrata magari un po' di sfortuna e un po' qualche coincidenza non proprio felice, però è uscita forse un po' ridimensionata da certi obiettivi che tutti, magari che io principalmente, mi aspettavo. Ecco. Se consideriamo anche che in due partite non ha fatto nemmeno un gol, no, con l'attacco che ha, insomma, può essere un segnale di qualcosa di cercare per una posizione di classifica diversa da quella che ci si aspettava. Ecco, ha detto sicuramente una cosa interessante il mister. Andrea Carnevale, Fedele ha sottolineato la carenza di gol. Marino in conferenza stampa qualche giorno fa però ha risposto: però ne abbiamo segnati anche 3 a Catania. Ci sono partite che nascono con episodi strani, non sfavorevoli, magari si crea tanto e si concretizza poco. Rientrano in quest'ottica queste due partite che ha citato il mister con Milan e Inter, oppure si può fare un'analisi differente? Ma in parte sono d'accordo con il mister, però non ci dimentichiamo che noi abbiamo incontrato in 2 settimane prima a Catania, in Coppa Italia, poi abbiamo incontrato il Milan e poi ovviamente anche l'altra partita con il Catania in casa e poi addirittura l'Inter. È chiaro che insomma abbiamo fatto 4 partite nell'arco di 15 giorni. Questa è una squadra buona, giovane, a mio avviso con un grande potenziale. Non ci dimentichiamo che insomma abbiamo incontrato il Milan che è campione del mondo, l'Inter è campione d'Italia, è chiaro che qualche difficoltà insomma a livello fisico l'abbiamo avuto. Nonostante che abbiamo dei campioni straordinari come Di Natale, Quagliarella e Pepe, però non ci dimentichiamo, insomma, io ho visto la partita ieri, la difesa dell'Inter, insomma, è impenetrabile proprio, insomma, hanno dei fisici, insomma, straordinari. Non è facile, insomma, con Cordova e con Materazzi, insomma, mai scardinare questa difesa. Devo dire che poi, tutto sommato, con il Milan forse meritavamo qualcosa in più. Ieri forse l'Inter ci ha graziato 2 o 3 volte, siamo riusciti insomma a portare un pareggio secondo me buono. Ecco, Andrea Ioime, un discorso un po' più ampio partendo proprio anche dalle parole di mister Fedele. Il mister ha detto che esce un attimino ridimensionata questa squadra. Faccio questa domanda a te, però dopo vorrei una risposta anche dagli altri ospiti. Non è che comunque il campionato dell'Udinese, anche la previsione di Champions League o di Europa, passa non tanto attraverso le vittorie o i pareggi con Milan, Inter, Juve o le grandi, ma con le vittorie con le squadre alla sua portata, che possono essere Napoli, Samp, Fiorentina, e soprattutto evitando le sconfitte come sono successe nel girone d'andata con Catania, Genoa o il pareggio con l'Empoli. Alla fine questi forse pesano di più nel computo poi generale del campionato. Certo, io credo che alla fine quello che conterà non sarà tanto una mancata vittoria col Milan quanto l'uniformità dei risultati, cioè
il risultato finale si vede proprio dal fatto che una squadra riesce a mantenere una certa costanza. E nel girone d'andata è successo direi abbastanza agevolmente, forse anche al di sopra di quelle che erano le aspettative non solamente del pubblico ma della stessa società, forse anche del mister. Io credo che questo ciclo fosse abbastanza pericoloso, il ciclo di ferro che è partito sostanzialmente con la partita col Milan, incrociato con la Coppa Italia e che terminerà solamente a metà mese, sostanzialmente con la partita casalinga con la Juve, beh, insomma, è un ciclo da affrontare un po' con le molle. È chiaro, se una squadra vuole puntare veramente in alto, parte per fare la Champions o per arrivare nelle primissime posizioni, questo è un ciclo che comunque fa parte del campionato, quindi bisognerebbe pensare a vincere più partite. Però bisogna anche tener conto che questa è una squadra che ha un'età media bassissima, che ha giocatori che magari per la prima volta si trovano nel campionato di Serie A e quindi insomma credo che limitare un po' i danni sia forse sufficiente. Non dimentichiamo tra l'altro che le squadre di Marino tendono ad avere questa flessione proprio nei primi mesi dell'anno, per cui forse se la flessione si limita appunto a questo, a faticare a trovare il gol, perché effettivamente in queste due partite il gioco si è visto, anzi credo che se mettiamo assieme la partita col Milan e quella con l'Inter, le occasioni da gol siano state superiori, quelle dell'Udinese, rispetto a quelle delle altre due squadre messe assieme. Manca il gol ed è strano, visti i giocatori che abbiamo a disposizione. Effettivamente 23 sono le reti realizzate, sono un po' pochine, se pensiamo che l'Udinese tira in porta ci sono almeno 10 tiri a partita, insomma, ecco, è abbastanza limitato, ecco, forse da questo punto di vista. Ecco, una considerazione, mister, proprio da lei che ha lanciato questa provocazione. Mancano forse i gol dei centrocampisti. Ricordiamo che comunque Inler ne ha segnato uno di gol, D'Agostino è ancora a 0, ha segnato uno Dossena e Mesto a testa, adesso mi pare non di più. Mancano forse l'apporto loro o c'è anche qualcos'altro, magari anche gli avversari che hanno imparato a conoscere il gioco dell'Udinese e quindi prendono le contromosse giuste? Ma il mio discorso non era certamente, forse non mi sono spiegato bene, non era certamente per declassare quello che ha fatto l'Udinese fino adesso, però ogni partita ha la sua storia. Per esempio la partita col Milan, ti hanno lasciato 3 palle gol, ragazzi, è difficilmente una squadra come il Milan ti lascia 3 palle gol e non ne fai una, poi in più gli regali, voglio dire, il pallone dell'1-0, no? Della sconfitta. Questo secondo me è un po' significativo, no? Magari la tensione, l'ansia del risultato può inibire le abilità tecniche, magari hanno sentito troppo la partita, però sono giocatori come Di Natale, soprattutto Quagliarella, che sono abituati a... Per esempio un episodio di ieri, secondo me, che è determinante, Pepe ha avuto una palla sulla destra, forse correggetemi se mi sbaglio, se la fa correre subito Di Natale dall'altra parte, entra in porta col pallone, no? Cioè, sono segnali che tante squadre non ti lasciano più di 2 o 3 palle gol, l'Inter ha giocato in 10 tutta la partita praticamente, e voglio dire, queste sono occasioni da non buttare via, tutto lì quello che volevo dire io. Mi spiego cosa voglio dire? Se Pepe gli mette la palla vuol dire che anche lui si è fatto prendere un po', no Andrea, se non ti dava la palla, troppo, bravo, se non ti davano la palla così a te cosa facevi? Lo ricorrevi per tutto lo stadio. Questo voglio dire, un'occasione così, non è che te ne concedono 10 di quelle occasioni, la partita era vinta perché gli altri secondo me ieri facevano fatica a farti gol. No?